Oltre 4 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio dopo la tempesta Vaia del 2018, soldi arrivati da 5 nuovi finanziamenti della Protezione Civile Nazionale attraverso la Regione Veneto e destinati principalmente al Consorzio di Bonifica Brenta per la difesa idraulica del territorio. Tra il 2019 e il 2020 il Consorzio aveva già ricevuto quasi 5 milioni, utilizzati per 7 interventi tra il Bassanese e il Padovano. Ora la conferma dei nuovi finanziamenti per un importo complessivo di 4 milioni 146 mila euro. Il primo progetto, per 1,5 milioni, interessa Bassano del Grappa e riguarda il proseguimento verso valle di un intervento già avviato nell'anno precedente alle prese del canale Medoacqua a ridosso del Ponte Nuovo. Questi sono tutti interventi che vanno sulla sicurezza idraulica del territorio, perché con l'irrigazione hanno poco a che fare, e quindi siamo contenti perché ultimamente stanno arrivando diversi finanziamenti e quindi andremo a mettere in sicurezza idraulica tutto il territorio. E poi la sistemazione del torrente Riale a Breganze, una nuova cassa di espansione tra Colceresa e Breganze, infine nel Padovano il canale Brentella e lo scolmatore già in corso di realizzazione a Piazzola sul Brenta. Il decreto è appena arrivato e siamo già a settembre. Dobbiamo fare la progettazione, acquisire tutti i permessi, le autorizzazioni, e dobbiamo andare in gara e consegnare i lavori entro il 31 dicembre di quest'anno. I tempi sono non ristretti, sono di più. Ci siamo sempre riusciti anche gli anni scorsi, contiamo di farlo anche quest'anno.